qui è uno studio di reti su questo tipo di finale. In pratica abbiamo il re bianco nell'angolino, ha un pedone vicino alla promozione. Vedete tutti il mio schermo? Sì. Ok. Ha un pedone vicino alla promozione, il re nero facilmente riuscirà ad ostacolare la promozione del nostro pedone. Dall'altro lato c'è un pedone nero che sembra inarrestabile, poiché il nostro re è lontano di 2 case da questo pedone. L'affermazione è: il bianco riesce a pareggiare. Come fa? Sì, me lo ricordo, lo conosco per averlo studiato tempo fa, però l'ho dimenticato. Però questo io l'ho visto anch'io, l'ho visto. Sì, questo è abbastanza famoso, però è difficilissimo. Nel senso che il nero deve perdere qualche tempo per prendere il bianco, il pedone bianco, mentre il bianco si vorrà avvicinare, insomma. Allora, intanto tocca al bianco. Cosa facciamo? Pedone, re, dove? Se re, dove? Secondo me pedone, no? Per far perdere, perché il re deve avvicinarsi. Ok, e quindi adesso chiaramente il re nero è obbligato. Ecco, dovrà fare 2 mosse per catturare il pedone. Con le 2 mosse il bianco si può avvicinare fino in F6, però. Una cosa di questo tipo? Già in effetti sì, non arriva. Non arriva comunque. No, infatti. Allora muovere il re in dove? G7. In G7. Adesso su re G7 facciamo che il nero giochi H4. Ecco. Adesso F6. sì, forse F6. Sì, guarda, perché secondo me se muove il pedone, il bianco deve impiegare questa mossa per muovere il pedone e il re nero lo catturerà sempre in 2 mosse, non è che le mosse diventerebbero 3, quindi tanto vale muovere il re. Quindi dici che è meglio ora per il nero avvicinarsi col re? Si avvicina col re, avvicino Ok. io col re. Posso avvicinare io col re. Ma comunque non ce la fa, perché il pedone fugge comunque. Perché se mi avvicino con il re... Sì, se mi avvicino col re e fugge, poi spingo il pedone mio e posso di nuovo avvicinarmi. Allora, dove vado con il re? In F6. Quindi fra 2 mosse mi catturo il pedone. Ma non sarebbe stato meglio, non lo so, G6 perché è proprio in procinto di catturare il pedone, perché F6 e non G6? Ok, questa è una bellissima domanda. Ti ricordi il discorso che avevamo fatto Aspetta, torniamo un attimino indietro, scusami. Guarda, il re se fa questo tipo di movimento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, arriva qui. La stessa cosa se fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, arriva sempre allo stesso punto. Ma con questo tragitto si avvicina anche al nostro pedone e può cercare di difenderlo. Ah, vero, era per difendere anche il pedone, giusto? Quindi Esatto. F6 e non G6, giusto? Quindi Questo avevamo detto che cosa faceva il nero? L'abbiamo fatto muovere il re forse. Gli avevamo fatto muovere il re qua. Ok, e qui questa qua. Ecco, sì. Perché se spinge il pedone, io Ora, posso... supponiamo che spinga veramente il pedone. Sì. Col re che cosa facciamo adesso?
E allora per proseguire secondo quel percorso in 5, perché adesso minaccio D6, sì. Esatto. minaccio D6, il re D6. E se H3? Adesso bisogna calcolare con re D6, poi ecco, con il re D6 il nero non arrivano insieme, Arrivano insieme, sì, è fatta. Fatto. Giusto? al pedone del nero e al proprio, cioè riesce ad avvicinarsi Sì. ad entrambi i pedoni. Sì. Francesco, ci sei? Sei entrato nella chiamata? Sì. Ok, fantastico. Stiamo vedendo un po' di finali di pedone. Esatto, bravissimi. Vediamo l'altro caso, invece, giusto, c'è la possibilità sia di questo, quindi il re si avvicini, sia che scappa subito col pedone. E in caso che scappa subito... Che so, sempre in F6 col re. Adesso forse va a spingere. Avanti. Come? Vuole portare avanti il pedone bianco. Attento che ce lo mangia, Eh sì, lo deve mangiare con 2 mosse e poi E così si avvicina, sì, però... se si avvicina non posso difendere il mio pedone bianco. E contemporaneamente dice, quindi forse di nuovo E5, re E5. Ecco, adesso il re D6 e arriva insieme senza poter dare poi infilate. Sì. E Senza se... poter dare infilate. E se... scusa, ops, ho sbagliato. Ah, che casino. Perciò. Ok, mi sono perso, scusate. Abbiamo detto, ricominciamo da capo. Abbiamo detto spinta, pedone, spinta e 5. E se anziché avvicinarsi fa questa... Eh, Poi devo cercare lo stallo per caso. Sì, Quindi mi cioè devo lo mettere scopo... davanti al mio pedone, probabilmente. Ah no, dici lo stallo, scusa, no, stallo no, dicevo la patta in La generale, no, parte. no. Ok. no, lo stallo col re al centro, difficile. E no, di mettersi davanti al pedone bianco. E c'è la donna e poi gli scacchi di donna. Facciamo così. E ci manca un tempo. E manca un tempo. Quindi abbiamo detto, re G7, spinge subito di pedone, re F6, spinge subito di pedone. Abbiamo visto che con re in E5 non funziona. Proviamo un'altra possibilità. In E7. Sì. Sì. Filippo che già sapeva tutto. Sì. Purtroppo stavolta la conosco. Sì, perché sono sempre 2 mosse di pedone del bianco e 2 del nero, quindi Adesso ci avviciniamo col re, certo. e arrivano insieme. Poi è chiaro, dobbiamo stare attenti qui a non perdere la donna, però... Certo. In teoria. Bravi, cacchio, questa era stata difficile. Questo è uno studio di reti che ha fatto su questo finale che tu dici, ma com'è possibile che il bianco riesca a pareggiare con un pedone del nero così avanzato?
E col suo pedone così distante da dov'è? Distante, appunto. Assurdo. Eppure il re il re bianco riesce a creare delle minacce, diciamo, pur Sì, sì, da sì, esatto, lontano. esatto. Sì. E qui c'è sempre la magia degli scacchi, che le diagonali sono più veloci della linea retta. Ah. Eh sì, perché dando, certo, sulla seconda traversa o in H7 o in G7 sono uguali dal punto di vista così di vicinanza verso il pedone del nero, quindi tanto vale meglio G7. Certo, certo, sì, 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 sì. Tanto vale meglio G7 e si avvicina al proprio pedone. Cristiano, giusto una domanda. Sì. Naturalmente noi stiamo vedendo tutta una serie di finali. Sì. C'è una tecnica di base del tipo mancano 2 caselle, 3 caselle al mio pedone, 3 al suo, eccetera, eccetera, oppure di fatto ogni cosa che ci stai presentando è utilizzabile soltanto con questa No, capito. specifica, nel senso Capito. che anche un gran maestro, no? Naturalmente ha tutta una serie di conoscenze, eccetera. Applica perché conosce esattamente e deve essere esattamente questa posizione, o ci sono delle basi, ecco, come se conoscere No, capito. il teorema. Guarda, ti rispondo subito, come ti potrebbero rispondere anche gli altri. È che questo era un caso un po' specifico, era uno studio e qui bisognava proprio conoscerlo, perché altrimenti con i principi che conosciamo noi non so se ci saremmo arrivati comunque. Però i principi del finale di pedoni sono l'opposizione vicina, l'opposizione lontana, la regola del quadrato, l'opposizione diagonale. E, insomma, una volta che conosci queste qui, bene o male, puoi risolvere anche più o meno la gran parte dei problemi. Poi, chiaro, ti capita uno studio così, dici ok, da dove mi giro, cioè da dove parto? Però bene o male, una volta che si conoscono quei principi, sì, sai già come affrontare i finali, cioè sai già che se c'è un pedone di torre è più facile che il giocatore che è in svantaggio che pareggi. Cioè ci sono una serie di principi che bisogna conoscere. Una volta che uno li conosce, si può adattare bene a tutti i finali che gli capitano, perché sennò se ogni caso è a sé, non si finisce più. Non so se, spero di averti risposto. Sì, è chiaro. Se anche gli altri vogliono aggiungere qualcosa, ma il finale... Io in questo... Vai. Io in questo quesito avevo visto che tipo il principio era che se il re si trova nel centro di 2 fronti, quindi rischia, tra virgolette, di attaccare il pedone nero e difendere quello bianco, diciamo che riesce a stallare, perché in questo caso aveva sia il controllo del pedone bianco che del pedone nero nel caso il re mangiasse il nostro pedone. Certo, sì, ma infatti conoscendo adesso questo problema viene quasi spontaneo pensare a questa casa qui per il re bianco. Probabilmente se non lo si conosce dico ok, adesso col re cerco di andare, cioè probabilmente no, vengono da fare queste cose e non ci arriverai mai. Ok. Ma certo, ad esempio, se si pensa che il nero arriva in 4 mosse a promozione e il bianco in 4 mosse arriva accanto al proprio pedone, questo non gli sarà servito a niente arrivare accanto al proprio pedone. Certo. Quindi, non gli serve a niente arrivare accanto al proprio pedone, tranne che per arrivare in E5 ci sono 3 mosse e in 3 mosse ancora il pedone del nero è in H2. Quindi Sì, però H2 abbiamo detto che se spinge sempre il pedone noi dobbiamo fare 1, 2, 3. La casa cruciale è F6, non E5. Ecco, in F6. Certo, sostanzialmente c'ha 3 varianti che con F6 riesci a controllare tutto.
perché F6. quindi dopo 3 mosse la posizione sarebbe il re bianco in E7 e il Esatto. pedone nero in H2. In H2, esatto. E tocca Con al bianco. la mossa al bianco. Con la Spinge il mossa al bianco. pedone, si avvicina il re, si avvicina il re, promozione, promozione. Esatto, è il pedone del nero che anche se si trova a una casa dalla promozione, diciamo, promuove insieme con quello del bianco. Dunque, quindi c'è una logica. Ecco, la differenza fra E5 ed E7, sì. E5 ed E7. Perfetto, posso cambiare? Andiamo al Sì, prossimo Sì, problema. Ok. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!